Coach Badocchi, una terza vittoria, l'ultima amichevole, una vittoria col brivido, una vittoria a due facce. Raccontaci la partita. Ma un primo tempo in cui siamo stati messi sotto fisicamente, come attitudine e anche e soprattutto sulle fasi statiche, quindi un applauso a loro che hanno affrontato la partita molto bene. Noi ci siamo fatti un po' sorprendere e invece nel secondo tempo abbiamo fatto tanti cambi, abbiamo giocato con tutti quelli che avevamo a disposizione e tutti quelli che sono entrati hanno risposto presenti e hanno cambiato faccia alla partita. Nel secondo tempo, come hai detto, si è accesa la luce sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della mentalità. Sicuramente è un doppio aspetto, ma dipende anche poi dalla serenità che viene data. Quindi nel momento in cui andiamo in difficoltà iniziamo a frustrarci, ci sono un po' di difficoltà proprio a livello di gioco che nascono da quello. Nel secondo tempo invece siamo stati più sereni, più tranquilli, è venuto fuori il nostro gioco e siamo stati superiori. Forse questa con Torino la partita più simile a quella che ci aspetteranno a partire dalla prima con Livorno tra sole 2 settimane. Come ci arriviamo a questo inizio campionato? Ma in realtà stiamo bene, 3 vittorie su 3 comunque è importante, loro li ritroveremo tra un mesetto circa sempre qui, quindi direi che questa è proprio la base da cui dobbiamo partire per continuare a migliorare e affrontare al massimo le prossime partite.